un'opportunità che ci viene data e noi dobbiamo lavorare perché ormai non abbiamo alternative. Dobbiamo investire su cultura e turismo, perché il momento è quello che conoscete ben tutti quanti, perciò noi abbiamo un delta che è bellissimo. Se poi ci mettiamo la miscela dei giovani che sicuramente hanno la fantasia, l'energia e la forza per farci togliere da quell'isolamento, il successo sarà, credimi, eccezionale. E abbiamo qui 3 artisti che sono i degni rappresentanti di questa possibilità, insomma, di poter parlare e di poter esprimersi attraverso i mezzi non convenzionali che sono i mezzi appunto della cultura. L'arte appunto è una manifestazione che controtendenza, perché purtroppo o per fortuna l'arte viaggia anche di grandi quotazioni. Io provengo da un percorso che è legato proprio alle gallerie d'arte, sono nata nelle gallerie d'arte e quindi mi trovavo di fronte ad artisti che erano insomma di fama internazionale, ma tutti scomparsi ovviamente. Invece con questo concorso che dà spazio proprio ai giovani si cerca di dare nuove possibilità di esprimersi, però quello che è interessante dal mio punto di vista è il dialogo che questi artisti hanno messo in scena in questi sopralluoghi che hanno fatto appunto nel territorio. Quindi le opere sono delle opere che nascono nel sito, che nascono attraverso un tema che io ho dato come input, che sono luoghi comuni, storie di confine. Sempre più c'è anche un movimento dal sottosuolo, dal sostrato sociale, e in questo abbiamo trovato tanta gente veramente che ha appoggiato, che sta appoggiando il progetto e che ci crede molto. E per aprire parentesi, a Santa Maria in Punta ci saranno proprio delle donne che faranno una performance con un'artista colombiana che è Sandra Miranda Pattin e il giorno domenica 26 alle ore 4 quindi metteranno in scena proprio una sorta di convivio tra le memorie storiche della Golena, delle inondazioni del Po e di tutto anche il lavorio che c'è stato negli anni attraverso il lavorare della natura, il lavorare del tempo e il lavorare dell'uomo per cercare un equilibrio, perché appunto questa terra è fatta dalla costante ricerca di un equilibrio, e quello che ho cercato io e abbiamo cercato noi in questo progetto è di provare a costruire un equilibrio tra l'arte e la natura e l'ambiente, perché l'arte sia da traino all'ambiente o il contrario, potrebbe essere benissimo il contrario. Quindi dicevo che c'è una parte molto consolidata del territorio che crede profondamente nelle risorse della cultura e si sta mettendo in moto attivamente per darci proprio una mano concretamente. Quindi dico, parlo di Sandra, che è l'artista colombiana che verrà appunto in quei giorni, che farà un lavoro con le donne del luogo, e le donne sono state intervistate, sono tutte portatrici proprio di una grandissima saggezza fatta di storie di quotidianità, sviluppata proprio attraverso le storie quotidiane, ma che hanno quel tocco proprio di poeticità. E l'aiuteranno, quindi si prenderanno cura di quest'artista, e quello che mi piace è proprio anche vedere sviluppato come l'arte abbia anche una missione sociale, sia una fonte prolifica di aggregazione sociale, di coesione, un'ancora di salvezza, e di questi tempi direi che ce n'è proprio bisogno. Poi questi artisti, che sono una ventina di artisti, adesso li scorriamo, vabbè, c'è Alberto Biasi che è un artista mio amico di fama consolidata, e poi tutti gli altri che sono appunto artisti che vanno dai 20 ai 35 anni, sono però artisti che hanno studiato, che hanno fatto tanta gavetta, che si sono mossi in tutto il mondo e che hanno realizzato delle opere già importanti. Già questi 3 rappresentanti che abbiamo oggi hanno chi è stato in India, chi è stato negli Stati Uniti, chi è naturalizzato viennese, quindi diciamo che hanno già un bagaglio veramente di grande rispetto e che dimostra proprio la volontà anche di un certo nomadismo culturale, perché alcuni hanno chiesto come mai non avete scelto artisti polesani. Diciamo che questa domanda non ha ragione di essere, perché non c'è nessun pregiudizio nei confronti della nazionalità piuttosto che del territorio di appartenenza.
L'arte, se è un'arte buona, nel senso che abbia un'idea importante alla base, può provenire da tutto il mondo e può provenire benissimo dal Polesine, quindi le porte sono aperte assolutamente agli artisti anche polesani. L'importante è che ci sia la volontà di lavorare su questo territorio, insomma, e quindi non è tanto un lavoro passivo e c'è stato anche un grande dibattito tra di noi dove l'artista realizza la sua opera, la porta in quel museo e fine. No, è proprio un inizio, cioè ci deve essere un costante dialogo e quindi dal territorio l'artista ha avuto il ruolo, il compito di creare la sua opera, sono tutte opere inedite, la maggioranza, e da lì iniziare a creare insomma un certo rumore anche tra la popolazione. La popolazione non è detto che accoglierà bene, lo sappiamo, insomma, perché essendo un esperimento di rigenerazione culturale urbana, è nato un po' per gioco, tra l'altro, non è detto che la popolazione possa, anzi magari rifiuterà anche all'inizio questo modo di procedere, però siccome il dialogo è alla base di questo progetto, siamo assolutamente qui per confrontarci e quindi anche se in futuro avete delle idee, perché quello che penso è che questo progetto debba continuare. Adesso non si sa come, non si sa, ovviamente il concorso c'è già, il concorso della Fondazione Cassa di Risparmio è già aperto, io spero di anzi voglio partecipare anche il prossimo anno e quindi voglio che Deltarte che questo esperimento sia solamente l'inizio di un più grande libro, insomma, che si potrà scrivere in questi anni, e al momento ci sono già dei buoni segnali perché appunto abbiamo trovato molte persone che credono in noi e spero che ce ne saranno sempre di più, perché secondo me l'arte può proprio avvicinare o comunque dare anche una diversa angolazione rispetto a quei luoghi che tutti voi percorrete tutti i giorni, ma che magari con un input, un'angolazione, un punto di vista diverso potete rivedere, rivolgere con un'altra percezione, insomma. Adesso io lascerei un po' la parola anche a questi tre artisti per svelarci un po' di sorprese su questi 3 giorni di inaugurazione e di escursione. Io vorrei fare prima di tutto un applauso a Melania, perché presumo che se lo merita perché organizzare, immaginare una manifestazione di questo respiro non è facile sia per chi è già abituato nell'ambito dell'arte a mettere in collegamento artisti con associazioni, con anche luoghi in cui poter poi proporre le esposizioni, non è facile. Io mi occupo appunto, come ha anticipato Melania, di fotografia. Diciamo che però io prediligo qualsiasi mezzo riproduttivo e anche di catturare immagini non convenzionali, cioè nel senso non utilizzo la macchina classica, macchina fotografica, ma cerco di utilizzare, soprattutto oggi come oggi già, ma io già iniziavo da diversi anni a utilizzare il telefonino, oppure anche le macchine usa e getta, oppure anche tecnologie come Google Maps o Google Art, per cui tutte quelle tecnologie che ad oggi, soprattutto per una persona come me della nuova generazione, hanno a disposizione, per cui io come punto fermo ho scelto di utilizzare qualsiasi cosa tranne la macchina fotografica tradizionale, giusto per anche in qualche modo per differenziarmi, soprattutto per le diverse realtà che ci sono, che siamo in qualche modo in competizione anche noi artisti. Io piccolo escurso della mio percorso formativo, ho fatto il DAMS di Padova, per cui triennale specialistica. Un anno della specialistica l'ho passato in Spagna, a Bilbao, dove praticamente da là è nato un lavoro fotografico sull'architettura. Diciamo che io appunto prediligo sì l'architettura, ma anche gli spazi che praticamente ci accolgono, e per cui dare una interpretazione dei luoghi in cui condividiamo, in cui interagiamo. Per cui da quell'esperienza è nata questa mia passione per la fotografia e più in generale per interpretare i luoghi che sono appunto, possono essere sia architetture nel
senso contemporaneo, ma anche appunto luoghi in cui vivere. E da lì è nato un lavoro che poi è stato presentato in alcune mostre, e man mano appunto negli ultimi anni ho partecipato a diverse mostre in ambito nazionale e non, e questa volta, per la prima volta in qualche modo, c'è questa occasione di utilizzare o comunque partecipare a dei luoghi non, appunto, come ha anticipato prima Melania, non convenzionali, nel senso che sono dei luoghi che non sono diciamo, sia per chi ci abita, ma anche per le persone che vengono in questi luoghi, non sono in qualche modo abituati a trovare di queste installazioni o queste mostre di arte contemporanea. Nello specifico io in questa occasione mi sono focalizzato sul delta del Po, ma praticamente i lidi che fanno da barriera di protezione in qualche modo si sono formati nel corso dei decenni di protezione appunto dalla parte dell'entroterra, protezione non per l'innalzamento dell'acqua, ma quanto anche per l'erosione del territorio che ci sono appunto proprio dietro a queste limbe di terra, queste lingue di terra, per cui esattamente. E quindi io praticamente sono andato a mappare dall'alto queste parti di territorio, e poi sono andato a stamparle, poi ritagliarle e a posizionarle su praticamente un materiale, in questo caso che va in contrapposizione con i colori caldi del territorio, con l'alluminio appoggiato appunto su queste lastre. Il tutto per andare, perché poi ovviamente ci sono più sedi dove viene realizzata questa manifestazione, nella fattispecie del mio lavoro verrà esposto al Museo Can Vendramin all'interno praticamente dell'ex Idrovore, e per cui ce ne sono 4, 2 di dimensione abbastanza notevole, 2 un po' più piccole, e per cui queste 4 lingue di terra verranno collocate in corrispettivo di ogni singola appunto bobina, non vorrei avere il termine sbagliato, ma questa appunto pompa, ecco, la pompa dell'acqua. Perché questo? Perché quella è stata realizzata come difesa del territorio, per cui nel momento in cui ci fossero state inondazioni di avere questo equilibrio appunto tra la terra che non venga appunto invasa dall'acqua, e le difese. Infatti il titolo del lavoro si chiama in inglese Natural Defenses, per cui c'è questo dialogo tra le difese naturali create appunto dalla natura con le difese costruite dall'uomo per la protezione appunto del bacino. Per cui mi interessava appunto questa interazione tra 2 tipologie di difese del medesimo luogo. Lei mi è piaciuta, è stato proprio amore a prima vista, perché ho visto un contatto viscerale proprio con la natura, con la terra, e mi sono proprio ritrovata. E dopo lei doveva andare in India perché ha fatto una residenza d'artista là, e quindi anche lei è un artista che gira moltissimo e che poi porta a casa tutto quello che vede. Come diceva Melania, il mio lavoro è strettamente legato alla natura, e il tema che affronto, diciamo, da diversi anni è proprio quello della distanza tra l'uomo e la natura. Per questo ho deciso di partecipare a questo progetto che è completamente fuori da ogni schema, come alcune altre situazioni in Italia che sono ancora poche, dove si lavora in piccoli posti, dove si può fare nascere qualcosa, dove non c'è un collegamento con grandi realtà legate a un'economia, un sistema dell'arte che gira completamente in un altro modo, ma si crede fermamente nelle corde che fanno vibrare le emozioni dentro le persone, e si crea un legame con il territorio dove possono nascere appunto nuove cose, diverse cose, dove c'è qualcosa che non è ancora stato fatto e si possono vedere le cose da diversi punti di vista. Come vi dicevo, stretto legame con la natura, quindi in questo caso quando sono venuta al parco di Rosolina, dove mi hanno chiesto di realizzare questo progetto, il tema sono appunto i bordi, confini, eccetera, mi sono chiesta più che altro cos'è per noi personalmente un bordo o un confine, cos'è per un essere umano alzare un muro, cos'è per un essere umano mettere una resistenza fra se stesso e l'esterno. Penso che tutti lo sappiamo perché è una questione molto intima e personale che per ogni persona cambia. Il lavoro andava fatto in dimensioni o microscopiche o quasi gigantesche, perché in un parco
le dimensioni vanno proprio rapportate allo spazio dove si è, quindi deve essere o micro visibile o deve essere imponentissimo, e soprattutto bisogna relazionarsi con l'ambiente, che è quello che amo fare, perché la mia ricerca viene appunto da tutto il tempo che trascorro nei boschi. Mi sono chiesta appunto cos'è questo bordo per noi, e poi andando nel parco, il parco ha parlato da solo, quindi qual è un animale o qual è un atteggiamento naturale che pone una costante distanza, una costante resistenza fra se stesso e l'esterno, e mi sono risposta che sono tutti gli animali che hanno gli aculei. Da qui è arrivata Borderline, che è l'installazione che vedrete al parco. È una lunga linea, non di confine, ma forse di difesa, che è la stessa cosa, fatta con delle canne palustre, quindi qui abbiamo il legame col territorio fortissimo, la canna palustre di diverse specie, eccetera, diverse famiglie, ma una graminacea gigante che cresce in tutti i luoghi paludosi o comunque lungo i fiumi, eccetera, che fa parte di questi territori, perché anch'io vengo dalla parte del sud del delta del Po, vengo dalla parte del Ravennate. Ho fatto una raccolta di queste canne palustri, una raccolta lunghissima, durata un mese, e le ho trasformate in giganteschi aculei. Questi giganteschi aculei andranno installati direttamente nel suolo del parco, con una serie insomma di accorgimenti per cercare di non rovinare nulla, perché è una riserva che ha un piccolo equilibrio delicatissimo fatto di microvariazioni che non vanno assolutamente alterate, e si staglierà dentro al parco per andare a disperdersi vicino al mare. Poi ho fatto un lavoro contrario invece, perché farò questo lavoro al Parco di Rosolina e un altro dentro la Fondazione Cavendramin, con il sound artist Giovanni Lami. Ora non è qui perché ha avuto un impegno grosso che non poteva rinunciare, e questo lavoro va esattamente dalla parte opposta, quindi cerca di sfondare il confine, sfondare il bordo. Quindi in questo caso le piante entrano dentro lo spazio, quindi uno spazio antropico che prima non c'era, perché l'uomo è andato ad occupare un posto che prima era ostile alla presenza dell'uomo per varie ragioni, insomma dall'acqua, l'ambiente, la vegetazione che vi era, e si è insediato in questo posto, e man mano nel tempo questi posti sono stati antropizzati sempre di più e la natura si è spostata. Uccelli, piccoli animaletti, tante piante si sono spostate o forse si sono anche estinte appunto per questa ragione. Quindi abbiamo voluto portare un tipo di pianta che è sempre la canna palustre, perché è il simbolo dell'acqua, perché la Fondazione Cavendramin è appunto un punto di diciamo deviazione, spostamento di acqua, come ci sono tante pompe di bonifica in questi luoghi per rendere appunto i luoghi abitabili. E abbiamo portato questa pianta dentro, quindi le piante si riprendono il posto che noi le abbiamo rubato. E poi la cosa che ci ha colpito moltissimo quando siamo arrivati alla Fondazione Cavendramin è stato il grande silenzio, cioè un silenzio struggente che ci piomba addosso. In realtà questi grandi macchinari, queste grandi pompe, questo spazio è gigantesco ed è molto imponente, quasi avvenente, e il silenzio va in grande contrasto con la forma di questi macchinari. Quindi abbiamo deciso di portare vita in un posto che parla quasi quasi di morte, nel senso che è un posto che è in disuso da molto tempo, e la Fondazione invece è un posto dove si cerca di tenere, come in un museo, in vita e in memoria qualcosa che è stato vivo nel passato, e soprattutto anche il lavoro di tutte le persone che ci hanno vissuto dentro e che hanno fatto in modo che questo posto potesse essere abitabile in futuro da altre persone. Quindi siamo andati in un altro luogo, insomma, dove si potevano fare queste registrazioni, quindi un luogo dove le pompe sono in azione. Abbiamo preso diverse registrazioni da dentro, fuori le pompe, dall'acqua, eccetera. Abbiamo fatto un lavoro su questi suoni, pensando sempre al filo conduttore dell'acqua, che è la ragione per cui ci si è spostati, ci si è insediati in questi posti, e installeremo dentro a Cavendramin, quindi creeremo una specie di paesaggio sonoro che in questo posto non c'è più, ma con un punto di vista diverso. Quindi abbiamo preso i suoni che sono all'interno di questi macchinari per fare sentire cosa avviene all'interno con diverse variazioni di suoni, eccetera. Quindi ci sarà un paesaggio non visivo ma sonoro, quindi andiamo su un altro piano, e poi ci sarà questa installazione visiva di cui non vi voglio parlare perché spero che veniate, che parli da sola, di questa pianta gigantesca che è cresciuta dentro questo posto.
penso che non ci sia altro da dire, spero più che altro che i lavori parlino da soli e vi ringraziamo ancora per averci dato la possibilità per fare questi progetti. E grazie. Oggi sono arrivato da Vienna perché sono adottato viennese, ormai vivo lì da 5 anni, però quando mi presento dico sempre che vengo da Adria, anche perché c'è questo gioco, Adria in tedesco è Adriatico, quindi non c'è una doppia parola, tra mare e città è lo stesso termine. E oggi sono arrivato con dei cartelli che verranno installati in Statale Romea. È un lavoro che appunto vuole un po' andare a relativizzare i confini e quindi si tratta di porre un riferimento geografico dove non c'è nessun tipo di riferimento ottico. E quindi proprio nel 45esimo parallelo ci saranno questi cartelli che sono 2 metri per 1,50 m che dicono: se stai viaggiando dall'equatore al polo nord ti trovi esattamente a metà strada. Questo l'ho scritto in inglese appunto perché lì passano molti turisti per andare, quindi anche tanti tedeschi e austriaci per andare al mare, e poi è scritto in italiano, e questo verrà fatto dalle FAS, quindi anche quelli che vengono dal sud verso nord avranno il loro cartello. Il secondo intervento gioca più o meno sulle stesse tematiche, proprio su quella di relativizzare i confini e la vista o il punto di osservazione, ed è un video che è uno dei miei pochi lavori senza titolo, perché lavoro molto con i testi e lavoro molto in congiuntura tra titolo e poi visual, e quindi immagine, di cui non parlerò, ed è al Museo della Bonifica a Cavendramin, ed è proprio nasce il mio unico lavoro senza titolo, diciamo così. E mentre oggi, proprio sempre seguendo questo tipo di tematica, ci sarà una performance, quindi che è una performance molto semplice. Ho presentato in occasione della mia prima mostra personale a Vienna, ho impostato tutta la mostra su il titolo. Il titolo mi è venuto una mattina in dialetto: ciao, so Pablo, vengo da Adria. È stato tradotto poi in inglese, quindi Hi, I'm Pablo Chirighin, I come from Adria. E i principali 2 lavori, che poi praticamente la mostra era strutturata come una presentazione di me stesso nella vita reale. Quindi un lavoro era questo che adesso andremo a vedere più da vicino, un altro lavoro raccontava, c'era la foto del matrimonio dei miei genitori in jeans sposati da Elio Sandrini in comune a Adria, e poi raccontava tutta la storia del mio nome con dettagli intimi e familiari, e terminava attraverso un percorso di lavori artistici, e terminava con il mio reale testamento, ovvero sono andato da un notaio a fare testamento e ho esposto il mio testamento in quanto definizione ultima di tutti i miei valori affettivi, economici e le mie ultime volontà. Questo è il lavoro che è stato esposto a Vienna, è nato proprio per questa mostra, ed il titolo è All the Time That I Told the Story of My Place, che tradotto sarebbe, lo tradurrò oggi in dialetto. E tutte le volte ti ho contato la storia di dove vengo. Sono nato in Adria. Adria è il famoso posto che dà il nome al mare Adriatico. Normalmente non parlo tanto delle mie o delle mie origini, ma so che all'estero e qualche volta in Italia sto nome può sembrare strano. Quando mi presento, il mio paese, la mia città, e più delle volte scelgo una storia corta, dicendo che sono italiano, vengo da Adria, la città a 50 km lontano da Venezia. Questa storia è corta e vera come quella lunga, ma se qualcuno dimostra il reale interesse del posto dove sono nato, mi sono ripromesso un sacco di tempo fa di provare a spiegarlo esattamente. Quando che incomincio a contare la storia lunga di Adria, sono felice di sapere dove che andrà a finire la conversazione, e felice anche di soddisfare il mio pubblico. E poi mi piace anche lasciare qualche punto aperto, appunto, che può essere risposto con risposte che mi ritrovo facilmente in scarsella. Penso che questa storia sia più interessante che la storia corta, anche perché la storia corta, la storia lunga non ha bisogno di citare posti famosi come Venezia, che alla fine è stata fondata 1000 anni dopo di Adria, ma è sufficiente da dare la ragione.
Un altro atteggiamento che ho quando che conta la storia lunga è dire come se le persone le dovrebbero sapere questa storia, come le dovrebbero sapere anche l'importanza del posto dove vengono. E quindi comincia a dire che Adria era un vecchio porto etrusco, che vabbè, le prime tracce di Adria si basa su un insediamento veneto nel XII secolo prima di Cristo, però le fondazioni della classica Atria o Atria è datata attorno al 500 prima di Cristo. In questo periodo gli Etruschi ha conquistato l'area e ha trasformato la città di Adria e il suo porto in un centro strategico di commercio. Appunto, proprio per l'importanza e la grossa influenza di Adria sul territorio, il mare è stato nominato Adriatico proprio per la città. A questo punto, vedo se ho fatto massa sborone e ho usato massa a fare lo storico, allora comincio a dire, non è che mi aspettasse che tutte le persone possano conoscere questa storia, è solo che mi sono ripromesso un sacco di tempo fa che ogni volta che qualcuno mi si domandava dove che vengo, avrei detto questa storia qua, insomma, che non c'è niente da preoccuparsi se adesso non si sa dove che è Adria o cosa che è Adria, perché alla fine Adria è una piccola città di 20.000 abitanti in un'area economicamente depressa e che è tanta neve d'inverno e tante sansare d'estate. A questo punto, se le persone non gli è massa stufe, normalmente le porta avanti il discorso di Venezia oppure del mare, della costa. E normalmente quando mi fai domande sulla costa, che dico che la costa è ok, è abbastanza bella, però che spiagge grigie, l'acqua non è così limpida, perché appunto diciamo così, in mare la costa lì è tra i fiumi, tra i più grandi estuari, dei fiumi più grandi d'Italia, l'Adige e il Po. E dopodiché avevo a dire che Adria non è sul mare, ma si trova appunto a 25 km dalla costa. E lì, più delle volte, la domanda sorge spontanea, no? Com'è possibile che una città che non è sul mare abbia dal nome Mare Adriatico? E sta qua nella parte che mi piace di più, perché mi permette di rispondere in un modo a una domanda legittima con una risposta che è così vera e logica che può sembrare un fiato surreale. E rispondo così, dicendo che Adria era un porto etrusco, che non era mai direttamente sul mare, ma era sulla costa del Po, dove il Po incontra il mare, e che è voluto più di 2500 anni per il Po per mettere 25 km di terra tra Adria e la costa, e quindi il delta del Po le crea su in avanti formando una lingua del terra nel mare. A questo punto normalmente la conversazione finisse, le persone le dice che non è completamente sicure della mia versione dei fatti, no? E mi dice che andrà a cercare e controllare nei giorni prossimi. E mica dico sì, che fa bene a controllare, perché così avrà modo di sapere in quale mare si bagnerà la prossima volta e farà il bagno la prossima volta. E dopo di questo provo a non citare più la storia di Adria e di solito si beve qualcosa insieme.